Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. Allora, mi è stato richiesto da alcuni di voi, nei commenti sotto al mercato che farei, di parlare di questa situazione che si è venuta a creare, di questo interesse, diciamo. Allora, penso che la maggior parte di voi lo sapranno, ovvero il Cagliari starebbe trattando per Godin. Allora, io leggo che, ho letto adesso perché comunque me la hanno spiegata bene la cosa, però poi sono dovuto andare a leggere perché non ci avevo capito un cazzo in realtà. Comunque, stando a quello che scrive 131, 131.com, eh, il Cagliari starebbe pensando a Giulini. Sì, starebbe pensando a Giulini. Che cazzo ho detto? Perché ho letto Giulini e ho detto Giulini. Il Cagliari sta pensando a Godin. Ok? Intanto fatemi andare a cercare una cosa perché non me la ricordo. Allora. Ok. Quindi, secondo 131, il Cagliari comunque starebbe pensando a Godin senza farlo rientrare in nessun'altra trattativa. Però la voce che si sente di più ultimamente è quella di Godin inserito nella trattativa per Cragno all'Inter e Nainggolan al Cagliari. Ok? Pa, pa, pa. Ecco, infatti come leggo qua dal sito fcinter1908.it, potrebbe essere necessario il sacrificio di Alessio Cragno per riuscire a mettere le mani su Raja Nainggolan, che diventerebbe un giocatore del Cagliari a titolo definitivo. Lo spiraglio della trattativa si è aperto sulla base dei 25 milioni, la valutazione del portiere isolano, per arrivare ai quali l'Inter metterebbe sul piatto il cartellino del numero 4 rosso-blu, oltre a circa 12 milioni di euro, salvo che nella trattativa non venga inserita un'altra contropartita tecnica come il difensore Godin. Quindi il tutto eventualmente rientrerebbe nell'affare Cragno all'Inter. Allora, andiamo con ordine. Cosa penso di Godin? Beh, penso che comunque sia un ottimo difensore centrale. Quest'anno all'Inter secondo me si è trovato abbastanza male per via del modulo, perché se non erro Godin con l'Atletico non giocava con la difesa a 3, ma con la difesa a 4, e c'è un ciccinin di differenza tra le due cose. Però rimane comunque un ottimo difensore, anche se un po' avanti con l'età, perché quanti anni c'ha Godin? Godin ha 34 anni. Vabbè, dai, nemmeno così vecchio per essere un centrale. Altri 2 anni probabilmente te li può fare. Però la vera cosa che mi spinge a non credere che tutto questo potrebbe mai accadere è il fatto che... Quanto prende lui? Godin prende 5 milioni netti. Godin prende 5 milioni netti. 5 milioni netti all'anno. E da quello che scrive 131.com, il Cagliari, o meglio Giulini, gliene avrebbe offerti due. Due netti a stagione, se non mi sbaglio un biennale. Allora, io penso che Godin per 2 milioni di euro non si alza manco dal letto, partendo da questo presupposto. Però ci può anche stare, magari capire che all'Inter, essendo che molto probabilmente rimane Conte e Conte giocherà sempre con la difesa a 3, magari Godin capirà che non potrà essere utile al progetto e ridimensionerà un po' quelli che sono i suoi piani. Lì potrebbe anche accadere, ma raga, cioè, sono veramente dislessico. Comunque faccio seriamente fatica a crederci, ma tanta, tanta, perché a parte che vede
Godin con la maglia del Cagliari mi sembrerebbe come de gioca a FIFA, perché è una di quelle cose che non pensi possano mai accadere. Però non lo so, cioè tecnicamente non è nemmeno così impossibile, perché secondo me a 34 anni probabilmente se lo abbasserà anche l'ingaggio. Non ci credo più di tanto, però è plausibile che lo possa fare. Però non lo so, io sinceramente punterei su altri nomi. Per carità, Godin è un nome importantissimo, di fama mondiale, è un grandissimo difensore centrale, però non lo so, 2 milioni sono troppi, 2 milioni sono troppi. Fosse Nainggolan pure, ma Godin più che altro ho paura che possa continuare a rendere male nonostante giochi con la difesa a 4. C'ho sto dubbio. C'ho questo dubbio che un po' mi fa titubare. E mi preoccupa pure l'affare Cragno, Nainggolan e compagnia bella, perché privarsi di Cragno, poi dovresti andare a prendere pure un altro portiere. Quanti impicci, quanti impicci. Chissà se avverrà già quest'estate una cessione illustre. E io per cessione illustre intendo 3 nomi: Cragno, Nandez e João Pedro. Chissà se uno di questi 3 partirà. Spero di no, spero di no. Preferisco che partano dopo che il Cagliari si è qualificato all'Europa League, ammesso e non concesso che questo accada veramente, perché tutto dipende da quello. Però se devono partire dopo che il Cagliari si è qualificato in Europa League, perché sarebbe meglio. Cioè, nel senso, dopo che il Cagliari si è qualificato, diciamo, ha più fascino e più appetibile per dei giocatori, e quindi riusciremo a trovare un rimpiazzo. Poi Godin. Magari gli si può dare Romagna. No, vabbè, io sinceramente su Romagna ci punterei. Non lo so, regà, non lo so. Cioè, da una parte mi è da di sì, ma dall'altra mi è da di no. A me la cosa che mi mette più incertezza sono l'ingaggio. L'ingaggio innanzitutto perché da 5 milioni a 2 è un bello stacco. È decisamente un bello stacco. E poi a me la cosa che preoccupa tanto è come potrebbe rendere in campionato, e se rendesse male a prescindere dal fatto che giocasse con la difesa a 3, se rendesse male anche con la difesa a 4, perché gli paghiamo 2 milioni netti all'anno? Capito, regà? A me so ste cose che mi intrippano un pochetto. Sicuramente a livello di marketing e a livello di nome sarebbe un acquistone, poi un uruguagio, capirai come te sbagli. Però non lo so, c'è sempre qualcosa un po' che mi frena. Non lo so. Però sono curioso di sapere voi cosa ne pensate, quindi mi raccomando, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Tra l'altro, raga, c'è state a notare che so tipo 4 giorni che esce un video al giorno, cioè mi sto spaventando. Mi sto seriamente spaventando. Vabbè, c'è. Beh, niente. E niente, raga. Se il video finisce qui, ripeto, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.